Ciao a tutti, appuntamento classico nel mio canale e questa volta con sorpresa sono riuscito a, tirar fuori dal laboratorio dove ci sta 20 ore al giorno il nostro amico Fabio Serbli, qui presente in carne e ossa, e questo non è cosa da poco, e l'ho convinto a presentare a voi le sue elettroniche, perché appunto sono apparecchiature molto particolari e è giusto che le presenti il padre di queste creature, direttamente lui. Adesso normalmente si parte dalla gamma o dal piccolo verso l'alto o dall'alto verso il piccolo. In questo caso, come nel suo prezzario, partiamo dai prodotti di punta, quelli più raffinati, e poi andremo a finire a quelli un po' più commerciali. Qui abbiamo il pre-finale, ultima creatura nata dal suo laboratorio. L'avete potuto ascoltare, i fortunati che sono venuti all'evento 4 note d'autunno in villa a novembre scorso l'hanno potuto sentire dal vivo come suonava e sono stati tutti entusiasti. Adesso però nel dettaglio diamo la parola a Fabio che introduce l'argomento. Descrivi pure, Fabio, ai nostri amici il pre-valvolare e il finale monofonico, che poi chiaramente ne abbiamo messo uno per esigenze di spazio, ma di questi qua ne potete fare una catasta a seconda se dovete fare bit, riamplificazione, questo o quell'altro. Prego Fabio. Bene, ciao, buongiorno, buonasera a tutti. Presento la serie Franchi, che prende il nome dal famoso zio Franco. Nasce da un design che è quello che si può ben vedere, e fa una serie di prodotti articolati in un preamplificatore in 3 versioni, un finale monofonico, un finale stereo in 2 versioni, classe AB e classe D, e una serie di integrati che hanno lo stesso look e chassis. Hanno tutti lo stesso look e lo stesso chassis, e sono 5 modelli che si articolano a seconda delle funzioni che hanno. Si parte da un Franchi base che solo fono, MMC, con regolazioni di carico per le varie testine, con il pre-sezione fono che deriva dal famoso fase tuo, con queste regolazioni qui e con le evoluzioni del caso di questo. Sì, d'accordo, esatto. Certo. Lì apri un altro capitolo. Certo, okay. Ne parliamo poi. Sì. Continua poi. Poi dal Franchi si passa al Franchi EX, che è un'estensione, cioè praticamente è il Franchi con aggiunto un DAC e 2 ingressi digitali, un coassiale e un ottico. Poi si passa al Franchi Plus, che aggiunge alle X uno streamer con connessione LAN e Wi-Fi e Bluetooth aptX. Si aggiungono altre 2 versioni dell'integrato Franchi in classe D, altissime potenze. Sì, poi spieghiamo perché, dove ci sono 2 versioni, praticamente manca la versione base solo col fono e c'è una versione EX e una versione Plus, questo per la classe streamer, cioè DAC solo e DAC streamer. DAC solo e DAC streamer, esatto. Quindi sì. E tutta la famiglia ha anche ingresso bilanciato? Sì, certo, tutta la famiglia ha anche ingresso bilanciato. Poi si potrà vedere nelle immagini che verranno messe in sovraimpressione. Sì, lo possono nel video, lo seguiranno nei dettagli, esatto. Senza doverli rigirare, li vedono per bene. I pannelli posteriori con tutte le varie funzioni, le connessioni. Io la parola un momento. Vai. Allora, siccome appunto non vogliamo quello che tecnicamente si chiama una concorrente intestina, perciò prodotti che sotto lo stesso tetto si fanno la concorrenza, abbiamo ben valutato che quella linea dei prodotti Serbli e Son e quella poi che costruiamo col marchio Level siano su 2 segmenti completamente separati, apposta per creare una chiarezza di fondo, e i materiali sono diversi, perché qui non si è badato alla finitura del prodotto, perciò grosso spessore di alluminio
massello che crea, eccetera. Nel nostro caso abbiamo privilegiato la presenza della circuitazione elevata, però studiando nella maniera massima l'economizzazione dello chassis. Perciò già uno che vuole un apparecchio di lusso qui ce l'ha, perché con l'Evel non ce l'ha di lusso, ha solamente un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma è studiato su un'altra maniera. Questo appunto perché diciamo, ma questo equivale a quello? No, questo non è che equivale a quello, sono prodotti ben definiti. Perciò diciamo che qui abbiamo la moto da turismo e sui miei non c'è la targa perché vai in pista. È un po' lo stesso concetto Per i piccoli. per i performer. Il Esatto. performer è sostanzialmente un Franchi in versione Sì, è basica. semplificata, Esattamente, che lo vediamo anche con dietro. uno chassis più semplice, Esattamente, qua la lamiera è piegata, tradizionale, è chiaro, diciamo, esatto. ecco. Fono MMMC e questa è la versione con DAC e presa LAN perché anche lo streamer. Chiaramente appunto è fatto su un'altra logica di costruzione, perciò non c'è la presa direttamente dell'ingresso del finale, ma c'è l'uscita pre. Perciò si può fare anche con questo una biamplificazione. Tutti gli apparecchi della linea Franchi hanno il pre-out, solo che diciamo, rispetto al 30° della Level manca l'ingresso diretto del finale. Detto questo, chi ascolta in cuffia, questi apparecchi qui non ce l'hanno. Però lì diciamo, quest'anno vi accontenteremo perché entro il 26 con questi chassis sia silver che black arriverà una macchina che accontenta. Perciò arriverà una macchina che dentro ha le evoluzioni che abbiamo studiato sull'Alleluia e sul Arcangel, il DAC. Perciò anche uno che ha questi apparecchi qua, se gli viene voglia di ascoltare in cuffia, avrà un ottimo amplificatore in classe A per cuffia su questi chassis che potrà affiancare e diciamo, e comprare anche più avanti. O se ce l'ha già lo prenderà e se no può scaglionare l'acquisto. Avete dei cartelli che testimoniano i riconoscimenti che hanno preso in giro per il mondo queste macchine. E infatti Nemo Profeti in Patria la dice lunga, dato che a Hong Kong un paio d'anni fa l'hanno eletto un best buy, e perciò i ricchi orientali sanno cosa comprare, e ricchi orientali che costruiscono gli apparecchi che sappiamo e che poi ce li vendono a noi. Perciò noi produciamo gli apparecchi per loro di lusso e loro producono gli apparecchi consumer che compriamo poi qui. Però ci illudiamo che siano inglesi o americani, quella è un'altra storia, l'abbiamo affrontata spesso. E ecco, che dire, qui abbiamo parlato di un pre in classe A a valvole e gli appassionati hanno piacere che gli spieghi che scelte hai fatto, perché so che ti ha fatto venire tanti mal di testa prima di arrivare a avere un apparecchio che suonava bene e che non avesse rumori. Spiega pure ai nostri amici. Beh, si tratta di una circuitazione completamente bilanciata con 4 doppi triodi 69-22 e con un pozzo di corrente a MOSFET. Per questo l'ho chiamato ibrido, perché ci sono valvole MOSFET. E questo pozzo di corrente è un elemento molto molto importante per far funzionare bene lo stadio differenziale. Il controllo di volume è come sempre in tutti gli apparecchi a relè, a resistenze fisse commutate da relè, e naturalmente doppio, perché essendo tutto bilanciato viene raddoppiato. Esatto. Quindi la circuitazione sostanzialmente è molto semplice, come sono le circuitazioni a valvole in generale. Totalmente bilanciato, dato che ci sono tanti apparecchi che sono finti bilanciati con un cippetto che ti fanno vedere un Canon che poi non è bilanciato. No, certo, questo è proprio bilanciato di natura. Esattamente. Ci sono ovviamente tutte le alimentazioni separate per quanto riguarda tutte le parti che alimentano le valvole, separata ancora per il fono, che in questo caso è a stato solido, la scheda fono, con un ingresso a fette, il famoso 2SK170, che magari qualcuno conosce, che è un FET molto, molto valido, campo, particolare, certo. Bassissimo rumore, eccetera, con una RIA totalmente passiva anche qua, e bilanciato anche questo. Ci sono varie ampie regolazioni sia di capacità che di resistenza,
sempre con i dip switch posteriori, e anche questo è adattabile a testine MM ed MC. C'è anche una versione poi che al posto della scheda fono ha un modulo streamer che è lo stesso che viene utilizzato nell'integrato Franchi e nell'integrato Performer. C'è anche una versione senza né l'uno né l'altro, c'è solo linea. Versione che poi volendo in aftermarket può essere, nel caso uno decida, ti lo puoi upgradare aftermarket. Esatto, certo, decida certo. di montare la scheda fono o altro. Esatto. Perciò si può se fare. già fa un sacrificio arrivare al modello base, intanto è salito in prima classe e poi gli accessori arrivano. Ecco. Sì. Ecco, come vedete il nostro amico conosce diciamo, scientificamente l'apparecchio sua creatura, perché diciamo, è in simbiosi, non vi sta convincendo di comprarlo, vi sta spiegando come è fatto, poi sta a voi a capire che lui diciamo, è un tutt'uno con la macchina e diciamo, da artista vi sta spiegando le scelte che ha fatto tecnicamente dopo 3000 vari esperimenti, e ha preso la strada che davano i risultati migliori, sempre in un contesto di prezzo ragionevole, perché macchine di questa categoria non costano meno e sono tutte quante finite peggio, e le macchine finite bene così, se vanno in questa maniera, costano molto di più. Chiunque l'ha comprato ha visto, diciamo, e ha sentito che è una macchina di livello superiore, perciò anche se qualche migliaio di euro sembra una cifra enorme, se si documenta un attimo vede che gli apparecchi di questa categoria costano dal doppio in su. Non ha diciamo, scelto di fare valvolare il finale, primo per la stabilità e per i risultati che ha raggiunto, che anche in stato solido si lavora molto bene, e secondo perché il mercato delle valvole attuale è quello che è. Sappiamo perfettamente che sono due poli quelli che costruiscono, San Pietroburgo e Shanghai, e se si vogliono delle valvole importanti bisogna ravanare nel NOS, e non si può creare una produzione di apparecchi nuovi ravanando nel NOS. Poi se hai le valvole cinesi possono essere anche di alta qualità, poi se gli scrivi qualcosa di americano di sopra puoi venderle a tanto più caro, ma quella è un'altra storia. Noi siamo sempre per portare avanti un discorso di massimo rendimento e spese ragionevoli. Io tecnicamente credo che nella bilanciato anche lui tutto quanto. Assolutamente, credo nella combinazione valvole per il pre, sì. Perché è molto sensato, anche perché meno sui finali di potenza, per varie ragioni che adesso magari... Ma dalla dinamica, la ritorsione e tante altre cose. Però certo. La combinazione pre-valvolare finale stato solido, dal mio modesto punto di vista... È una combinazione molto vincente. Chi li ha sentiti suonare dal vivo in villa in novembre si è reso conto che avevano, diciamo, non aveva un suono bilanciato, giusto, aveva una dinamica enorme e sembrava quasi impossibile che degli affarini così carini suonassero in una maniera così travolgente. In effetti la stanza era grande. Come c'erano 80 persone, diciamo, nel salone della villa, è chiaro. Perciò in quei casi lì ti rendi subito conto, perché è come con un'auto, se vai a 120 in centro storico sembri un missile, ma in autostrada c'hai i tir che ti pigliano a pedate, perciò è la stessa roba. Su un grande ambiente ti rendi subito conto. Tu hai sempre degli esempi meravigliosi. Ma certo, sono un centauro, mi sono nato con rode, no con gambe. Detto questo, in quel caso lì ti rendi subito conto che l'apparecchio di birra ne ha, in casa non te ne rendi conto perché normalmente c'è qualcuno che ti dice sbassa, ma lì hai la possibilità di arrivare alle pressioni sonore dal vivo e ti rendi conto che siamo ancora in piena sinusoide, onde quadre, niente. Guai. Sì. Chiaramente tutti questi apparecchi si possono telecomandare, li usi in manuale o da remoto. Questo è il telecomando diciamo ricavato del pieno con macchine a controllo numerico, in questo caso è marcato level quando viene fornito con un apparecchio level e viene marcato Serbian Song quando abbiamo gli apparecchi Serbian Song. Diciamo che è un apparecchio, cioè un prodotto molto raffinato, ben rifinito e semplificato, nel senso che il telecomando che vedete di solito con le apparecchiature level ha due frequenze AB, perché è stato studiato per funzionare con apparecchi diversi. Questo è stato studiato per funzionare con questi apparecchi, perciò ha la frequenza di questi apparecchi. Chi
Siccome è un problema avere telecomandi di questa qualità, ci abbiamo messo un po' a arrivare a produrre questi. Negli apparecchi precedenti, che è sempre modulare e sono sempre aggiornabili, perché anche uno di questi apparecchi che può avere qualche anno, nel momento che passa nelle mani di Fabio viene aggiornato con tutto il software dell'ultima generazione, perciò uno ha sempre la macchina aggiornata all'ultimo grido. E in passato veniva fornito con telecomandi di varia fattezza a seconda della produzione che si trovava al momento, perciò potete averlo con dei telecomandi più o meno economici in plastica. Se vi piace questo, che diciamo è il pandan ideale per questo tipo di apparecchiature, è disponibile anche come optional, perciò chi ha questi apparecchi col telecomando diciamo funzionale ma non bellissimo può tranquillamente partire in questa maniera. In realtà quando è nato nella stagione 19-20 non aveva il telecomando, ma aveva un programma che si poteva gestire con l'app dal telefonino, anche perché pareva una roba rivoluzionaria. In realtà, diciamo, chi ha una certa età e che è abituato tradizionalmente con gli apparecchi, non è che diventava pazzo a usarlo col telefonino. Non è piaciuto molto, no, diciamo. Esatto, perciò sì, alla fascia giovane sì, ma quelli più maturi no. Perciò di conseguenza è arrivato poi l'aggiornamento, perciò anche se doveste avere uno di quei primi apparecchi tranquillamente si fa l'upgrade, l'aggiornamento e potete poi prendere uno di questi qua. Mi pare che sia sugli 80 euro il suo prezzo. Esatto, bene, hai descritto il pre, facciamo due parole sul finale. Finale che diciamo normalmente io sono restio a parlare di watt perché c'è chi li misura con l'elastico e mi spiego molto meglio ad amperaggio corrente. In ogni caso so che questo apparecchio qui non ha nessun problema nel pilotare sia diffusori dinamici che elettrostatici e che regolarmente da 4 a 16 ohm fa una piega. Certamente che essendo una bilancia, calando l'impedenza va sulla potenza, perciò lui tranquillamente da oltre 100 a oltre 200 se la gioca. Ogni mono che monta 4 finali. Sì, perfetto, perciò la coppia in stereo ne ha 8, 4 e 4. Poi il problema è che tanti diffusori hanno un filtro fatto in maniera, diciamo, sui generis e il modulo di impedenza è molto travagliato e finché va su non è un problema, è quando va giù. E se va giù in alta frequenza, ti ricordo che non è un problema di corrente, ma quando va giù in bassa frequenza, più di qualche amplificatore va in protezione. Questo qua, anche se vede i 2,5, non ha un problema, suona. E se c'è una situazione di pericolo, è ultra protetto. I transistor, per chi che vuole saperne di più, sono selezionati di produzione Toshiba. Sì. Ok. Bipolari, Toshiba. Bipolari, ecco, qualche altro dettaglio, dato che io gli ho dato l'immagine di base. Sì. Qui davanti cos'hai? Controlli elettronici? Sì, volumi? questi sono dei touchpad praticamente, no? Sono stati messi anche per mantenere il look di famiglia, la fisionomia. che viene da lontano, esatto. Perché quando eri bimbo e facevi il quid per lo zio Frankie, avevi un look che ripeteva questo, con un manopolo simmetrico e pulito. Sì, ma all'epoca era l'era del massello e bisognava fare anche le squadre del massello. Se uno guarda un vecchio quid ritrova per esempio queste fresature, ritrova degli elementi che vengono... Il family feeling, chiaro. E comunque dicevi qua, vai a sensori, vai... Sì, questo sono a sfioramento. Allora, chi vede l'apparecchio vede una serie di LED. Allora, qui ti dà l'ingresso. Gli ingressi, esatto. Ok, e se tu hai un ingresso e lo mandi in giro, lui va sequenziale finché lo trova? O devi chiamarlo tu manualmente di volta in volta? Sì, allora col telecomando... Ok, ma se io attacco una sorgente, ad esempio... digitale, no, analogica perché non ha il DAC, perciò entro analogico sull'ingresso 2, so sul 4, gli do il play e devo però io muoverlo fisicamente. Sì, allora qui andare in sequenziale. Qui sono idealmente numerati, sono 4. Perfetto. Il primo in alto è l'1. Ok, ma l'orbo che non legge i numeri 1, 2, 3, va 4 avanti finché sente. Sì, esatto. Chiaro. Sì. Perché ne va bene l'orbo, ma non il sordo. Andiamo avanti, perfetto. Di qua invece abbiamo lo stesso indicazione. Ho mantenuto i LED sempre per le stesse ragioni di ma tu sai che se gli mettessi 2 meter blu ne venderesti il triplo? Blu dici? Sì, perché è un colore che tira. Ah, tira. Esatto, tira, allora. Esatto. Comunque se vanno in rete vedranno che c'è la possibilità di comprare un bel apparecchio
perché il cinesone che fa quei fumetti lì se li vende anche per Sta a complicarmi la vita. No, ma cazzo, adesso in Italia non abbiamo più Murari, non abbiamo più Favre, non abbiamo più niente, siamo pieni di avvocati, facciamo le schede da lavorare anche a loro. E voglio dire, c'è il cinesone che fa i fumetti conto terzi, che poi se li vende anche per sé, perché il fumetto raro va in piena stagione, e con 500 euro ti dà un bel apparecchio che ha i fumetteroni belli blu, e se uno soffre dei occhi blu puoi continuare quello. Un apparecchio così pulito, elegante, che non dice una mazza a tanti, si può fare blu magari che dà uno stimolo. Si può fare un bel viewmeter largo così, no? Sì. Alto così. Sì, ma magubero. No, da mettere sopra come gadget, per collegare all'uscita pre. Perfetto. E uno ha. D'altra parte che c'è chi che ascolta e chi che guarda, è do sport diverso. Per esempio. Bon. Che altro dire? Niente, che si parlava appunto dei touch qua. Sì. Accensione e spegnimento. Esatto. E i LED restano sempre bianchi, diventano rossi nel momento in cui l'apparecchio va in protezione per qualche motivo. Okay. È protetto da perciò luce chiara, tranquilli, luce rossa, rete dritta. Esatto. Perfetto. Se va in protezione lui si accende rosso, conferma light protection, spegne l'alimentazione e siamo a posto. Quindi si tocca per resettarlo e si ritocca per riaccenderlo. Se è passato il pericolo. Se è passato il pericolo va, se no, persiste esatto. Da un occhio. Se c'è un corto nelle casse che non so. Certo, chiaro, perciò diciamo, è una bella cosa, perché tante macchine che suonavano anche benissimo erano molto delicate su quel profilo lì. Ad esempio ricordo anni che furono, stavamo provando, solo che eravamo pieni di apparecchi, e questo apparecchio in prova l'abbiamo poggiato per terra, moquette un po' altina. Stiamo parlando di un finalone fatto a mano in Norvegia, che comincia per E e finisce così, pare, per sì, e messo di fianco posato. Purtroppo il canale in mezzo il pelo della moquette, su riscaldamento in 5 minuti, parecchio si era fuso, blocco, e chiaramente l'importatore non era in grado di dare l'assistenza. Ci siamo riboccati le maniche, abbiamo smontato tutto, rifatto l'assetto perfetto, e l'apparecchio è andato, e siamo stati sempre molto attenti a rimetterlo così, perché andava il sangue a testa. Ecco, qua siamo su apparecchi tranquilli, sicuri, e anche se uno lo mette così non gli succede niente, va perfettamente. E mi pare già una roba molto tranquilla e molto sicura, visto che te da spendere due soldi. Ecco, chiaramente tra veneti si parla la lingua veneta. Per chi non è veneto gli sfugge qualcosa, magari in produzione metteranno qualche sottotitolo. Così, traduzione con l'intelligenza artificiale. Esatto, sì, solo è il momento, perché su Google veneziano non veneto, però se gli fai il contrario lui traduce fischi per fiaschi, perciò deve essere sicuro che il veneto che l'ha tradotto là, penso. Comunque appunto, se vi sfugge qualcosa chiedete che noi ve lo spieghiamo, anche in italiano, traduciamo dal veneto in italiano. Da queste marche, allora Serbian Son come brand nasce 5 anni fa, però la produzione precedente per decenni, fase audio. 2019 è nato. Nel 2019 è nato, esatto. Allora, all'epoca c'era questo meraviglioso apparecchio in produzione, che era un prefono finito a questi livelli, se non ancora più bello, con il fondo in massello. Solo che appunto abbiamo capito che era un apparecchio troppo figo e troppo avanti per la richiesta media, e soprattutto con queste finiture qui il prezzo andava molto alto. È da qui che è partito il seme che, germogliando, ha dato vita alla produzione Level, e il primo apparecchio della famiglia dei componenti Level è il Phono Angel, che poi siamo alla terza produzione, adesso alla terza generazione. Siamo partiti da questo, che è sempre un ottimo apparecchio, e ha una finitura meravigliosa. Questo è un blocco di alluminio tornito dal pieno, il classico stuzzicadente fatto dall'albero, esatto. Questo albero chissà quanti stuzzicadenti, uno stuzzicadente, ecco, stessa storia, e perciò è chiaro che lo stuzzicadente unico dell'albero costava una cifra. Perciò da qui siamo partiti tenendo il cuore, che era di alta qualità, e mettendogli i jeans e non la pelle
di prima qualità, e il prezzo si è ridimensionato, perché questo qua costava 1.200 euro 5-6 anni fa. Ecco, adesso diciamo, con questi prezzi qua comprano 2 macchine della linea Sì, Level. questa è piccola. stata una tiratura Limitata, esatto. Piccola, limitata, fatto 20, diciamo che appunto per i motivi che ho spiegato pezzi. posso dire che a me interessava ampliare il bacino d'utenza e tirare a livello high-end gente che non può neanche sentirne l'odore, e perciò si può portare a casa apparecchi di quella qualità. E ripeto, ho avuto paura a investire per fare una linea parallela a questi livelli di finitura, perché per campare facendo sta roba qua la devi esportare su paesi che se la passano meglio dell'Italia, e allora sì che puoi farla, ma finché lavori sul mercato nazionale, come mi interessava nel mio caso, ho preferito, diciamo, dare la priorità alla qualità e non al vestito. Ecco, questo, diciamo, è l'anello di giunzione, spiegare la linea delle elettroniche Level, che comunque hanno sempre lo stesso partner biologico che abbiamo qui, Fabio, e che, ripeto, qualunque problema ci sia, non vanno in mano a un laboratorio, diciamo, di zona dove abitate voi, ma tornano sulla linea di produzione, e se nel frattempo sono arrivate nuove tecnologie che gli apparecchi si possono aggiornare, punto 1, punto 2, punto 3, vi arriva l'apparecchio a casa tornato e aggiornato senza nessun sovrapprezzo. Salutiamo gli amici, grazie per l'attenzione, seguite il canale, commenti qui sotto, iscrivetevi, siamo felici. E noi facciamo questo lavoro tutti i giorni, anche quando abbiamo mal di testa, perché la passione tu sei è tanta. già più abituato di me, io Sì. proprio non... No, perfetto. Ogni tanto ti verrò a scovare, ti tiro fuori dal laboratorio, perché dai. non puoi vivere sempre da No, mi dentro, fai anche un piacere. e perché la gente ha piacere appunto avere un contatto diretto col padre di questi apparecchi, perché poi se no pare che sia, diciamo, una roba, sì esiste, non esiste, sì, carne e osso. Ciao a tutti, grazie, arrivederci. Grazie, ciao.